Buonasera a tutti, siamo noi dei Rami dell'Ulivo. Anche questa sera sono le 18 e vogliamo cominciare una puntata meravigliosa con voi. Vogliamo passare, siamo ansiosi di passare del tempo leggendo la parola di Dio e imparando qualcosa anche a livello storico, a livello proprio puramente culturale, ma soprattutto imparando qualcosa a livello spirituale. E niente, come diciamo sempre, esatto. Allora anche oggi, anche questa sera che trasmettiamo da via Castelfranco Veneto 85 in Pordenone e per la precisione dalla Chiesa Assemblee di Dio. E desideriamo, come ogni sera, come ogni domenica, invitarvi alla nostra funzione domenicale che si svolge proprio la domenica mattina dalle 9 alle 11 a questo indirizzo che vi ho appena indicato. E oggi vogliamo fare un po' le cose in maniera diversa, vogliamo già lanciare il nostro numero di telefono per la parte che dedichiamo, quando apriremo la linea per la preghiera, che è, vuoi leggerlo tu, Brian? Eccomi qua. Allora, linea di preghiera 351 35 35 835, lo vedete anche in sovraimpressione. Sì, e poi desideriamo anche darvi un altro numero molto importante, che è il nostro numero di riferimento al quale rivolgervi per ogni esigenza spirituale, che è il numero del nostro caro pastore, che è, eccolo qui, sempre in sovraimpressione, è 389 681 2922. Ecco, direi che possiamo dare inizio alla nostra puntata. Oggi cosa leggiamo, Brian? Oggi leggiamo precisamente da Matteo 11, dal 16 al 19. Quindi mi butto nella lettura. Allora, siamo qua che ti ascoltiamo. Amen. Allora, ma a chi paragonerò questa generazione? È simile ai bambini seduti nelle piazze, che gridano ai loro compagni e dicono: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato dei lamenti e non avete pianto. Difatti è venuto Giovanni, che non mangia e non beve, e dicono: ha un demonio. È venuto il figlio dell'uomo, che mangia e beve, e dicono: ecco un mangione e un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma la sapienza è stata giustificata dalle sue opere. Amen. 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 In questa parola Gesù inizia descrivendoci un gioco che facevano i ragazzi dell'epoca nelle piazze, mentre i genitori facevano acquisti al mercato o cercavano lavoro. Volevano imitare ciò che hanno visto fare dagli adulti durante i riti delle nozze e dei funerali. Alcuni sono seduti e suonano il flauto, come si usava nelle nozze, e invitano gli altri a danzare, ma essi non vogliono partecipare, forse non hanno voglia di ballare o non gli piace la melodia. Allora i primi intonano i canti dei funerali e invitano gli altri a piangere, ma ancora gli altri non vogliono ascoltare e partecipare. Questa parola mi fa pensare ai profeti, ai messaggeri di Dio, che il Signore ha mandato sulla terra dal tempo del Vecchio Testamento fino ad oggi. Il Signore ha sempre scelto delle persone per parlare all'umanità della sua volontà. Mi vengono in mente i profeti del Vecchio Testamento, che parlavano al popolo riferendo loro quello che Dio gli aveva detto. Mi vengono in mente molti profeti, per esempio Isaia, Geremia, Ezechiele, Osea, Gioele, Zaccaria e molti altri. Il Signore ha mandato ognuno di loro nel loro tempo e ognuno mentre Israele era in una situazione specifica. C'è chi è stato mandato per invitare il popolo a seguire e servire Dio, con parole di incoraggiamento, descrivendo al popolo tutte le benedizioni e le promesse che Dio aveva in serbo per loro, se fossero stati fedeli ed ubbidienti alla sua volontà. Ed erano veramente delle benedizioni magnifiche, come mai nessun altro popolo ha mai avuto.
Ricordiamoci che Israele è la terra dove scorre il latte e il miele. Altri profeti sono stati mandati quando Israele si allontanava da Dio e peccava. Questi profeti avevano il compito di ammonire e avvertire il popolo di cosa sarebbe successo loro se non fossero tornati a Dio e avessero continuato nelle loro vie malvagie. E li invitavano al ravvedimento con lamenti, pianti e suppliche. Altri profeti sono stati mandati quando il popolo, per i loro peccati, era in esilio, in schiavitù, in un paese straniero. Anche qui, in mezzo alla sofferenza e al dolore, sebbene il popolo avesse peccato, il Signore non li abbandonava e manda un suo messaggero per consolarli, per invitarli a pentirsi, a tornare a Dio con tutto il loro cuore, perché il Signore è buono e misericordioso e li avrebbe perdonati e liberati dai loro nemici e avrebbe ridato a loro tutte le benedizioni che avevano prima e anche di più. Ma in tutti i 3 casi il popolo purtroppo non ha ascoltato, non ha preso sul serio quello che i profeti dicevano. In alcuni casi ascoltavano e seguivano le istruzioni dei profeti per un po' e poi, dopo un periodo che vivevano bene, erano sotto la benedizione di Dio, patatrac, si traviavano e ricominciavano a peccare. E lo stesso siamo noi, uguali, identici. Abbiamo la parola di Dio, abbiamo gli uomini di Dio che ogni giorno ci parlano e ci invitano a seguire Dio, a vivere secondo la sua volontà. E noi niente, non vogliamo sentire, non vogliamo ascoltare, non vogliamo aprire il nostro cuore, non vogliamo farci guidare da Dio. Siamo duri. Ma a cosa serve? Cos'è la nostra vita senza Dio, senza Gesù? È un affanno continuo, un tormento, una corsa verso il nulla che non ci porterà a niente. Gesù è venuto in questo mondo per salvarci, per darci la speranza, la gioia, la pace, la vita eterna. Affidiamoci a Lui, seguiamolo, accettiamolo nel nostro cuore e la nostra vita cambierà. Amen. Amen. Però il problema è che siamo duri, come dice Tiziana, Sì, no? sì. Infatti noi a questo punto, Brian, direi che possiamo prendere dal versetto 18, visto che Tiziana è stata molto esaustiva nel raccontarci anche la maniera in cui giocavano questi bambini che si rifacevano a dei giochi, no? Sì, veramente sì, esaustiva. sì. Allora, leggi tu, dai, dal 18. Allora, difatti è venuto Giovanni, che non mangia e non beve, e dicono a un demonio. Allora, qua praticamente la parola ci porta un esempio per farci capire, come nei versetti precedenti, che effettivamente, anche se ci troviamo di fronte a delle personalità diverse, dei profeti diversi, che magari si possono presentare in modi diversi o accettati, diciamo, perché hanno una vita ritirata come poteva essere Giovanni, o invece nel versetto 19 esatto, è venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve, e dicono ecco un mangione e un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori, ma la sapienza è stata giustificata dalle sue opere. O diversi come Gesù, che sappiamo che è venuto a compiere la missione di salvarci, ma che comunque lui, come Giovanni, predicava il ravvedimento. Che cosa ci insegnano questi versetti? Che sia che uno fa una vita ritirata, si veste, perché insomma sappiamo che Giovanni viveva nel deserto, proviamo a cercare qualcosa su Giovanni. Ci sta. Mi pare che, adesso non mi ricordo, cioè all'inizio dei Vangeli mi pare, no? Il Vangelo di... Cerca Giovanni Battista, vediamo cosa ci dice.
sappiamo comunque che lui viveva nel deserto, Esatto, che si nutriva di esatto. erbe, Sì, che era miele, vestito in quello. maniera molto rudimentale, Sì, sì. e che insomma aveva anche un carattere abbastanza deciso, no? La sua predicazione era abbastanza forte. Hai trovato qualcosa che potrebbe... Sì, sì. Qua c'è forse una roba un po' troppo, vediamo un attimo cosa possiamo mettere. Vediamo qua. Beh, comunque, Sì. sappiamo che Giovanni Battista, che poi era il cugino di Gesù, aveva questo modo di predicare Sì. un po' duro, diciamolo, no? mhm, Però comunque sotto certi aspetti poteva essere accettabile per, diciamo, le persone un po' che si rifacevano a quei tempi, che comunque pensavano che bisognava avere una vita molto ritirata, molto povera anche, Sì, diciamo, sì, no? sì, sì. Poteva essere accettato da quel tipo di persona, e invece non era accettato. Esatto. Poi, grazie a Dio che ci ha mandato Gesù, Esatto. è arrivato Gesù, Sì. diciamo, predicando anche lui il ravvedimento, Esatto. e Gesù, diciamo, aveva un comportamento diverso, Sì. diverso, perché lui, al contrario di Giovanni, che viveva nel deserto e che comunque aveva un parlare un po' duro, era una persona molto sociale, Esatto. che viveva con le persone, Sì, amava dividere la tavola con queste persone, sì. amava andare ai matrimoni, Sì. e anche questo non andava bene. no. Allora io a un certo punto ho riflettuto, no? Ho detto, ma come mai non andava bene questo, non andava bene quello? Come del resto ha detto Tiziana, non andava per i bambini che ascoltavano la musica, non volevano ballare né con la musica allegra né con la musica. Mi sono domandata perché, perché le persone non lo hanno ascoltato. Volete aiutarmi così in questa... Secondo voi perché la propensione umana... No, io provo a buttare qualcosa, adesso sto ragionando e a me d'impulso viene da pensare che probabilmente, a mio parere, la gente, anche io e tutti noi, stiamo troppo a guardare l'apparenza di una cosa e non il contenuto, cioè nel senso guardiamo più spesso a come ci viene presentata una cosa, ma non guardiamo veramente a cosa c'è dietro quella cosa, no? Quindi anche un po' alla superficialità, Sì, e anche io al direi di fatto sì. che noi siamo comunque portati a non valutare, a valutare il messaggero Esatto, e non il bravissima, messaggio. proprio ecco. proprio quello. Io invece mi sono interrogata e avevo... Giustissimo quello che dici tu, perché poi alla fine non è che c'è una cosa giusta o una cosa è quello, sbagliata. no? È quello. Io invece ho pensato, Giovanni Battista ha aperto la strada a Gesù, Chiaro. ma a quei tempi aspettavano un salvatore, gli ebrei, perché sappiamo che erano comunque erano governati dai romani e quindi non stavano per niente bene. La verità è che loro volevano una soluzione alla loro vita, si lamentavano della loro vita, però loro aspettavano un salvatore che fosse un condottiero, non un salvatore che gli proponeva un ravvedimento, cioè un cambiamento nella loro vita. Bello questo. E mi sono domandata, quando noi andiamo per le strade e chiediamo e parliamo di Gesù e vediamo che alla gente non interessa Gesù, forse le cose non sono molto cambiate, perché parlavamo proprio questo pomeriggio con Tiziana, che insomma, vi facciamo partecipi di tutti, sono andata a mangiare a casa di Tiziana, proprio parlavamo di questo. Allora la gente, noi tante volte fermiamo, no? Diciamolo, fermiamo le persone e diciamo, possiamo farvi una domanda? E ci sono anche persone disposte, no? Sì, chiaro. Ad ascoltare. Quando noi parliamo di Gesù tutti... No, figurati. Però allora vi dico, forse se parlavamo di politica Sì, andava bene, Sì. forse se parlavamo di economia andava bene, forse se parlavamo di qualche malattia andava bene. Cioè, la gente è pronta a discutere, a lamentarsi, ma quando tu gli proponi una soluzione Amara, sì, esatto. che non è Che potrebbe, proprio, esatto, sì. che non è proprio Come se quello l'aspettano.
che se l'aspettano, Bravo, è vero. la gente non accetta, non vuole accettare. Perché? Perché c'è da fare un lavoro su se stesso, perché alla fine Giovanni Battista cosa predicava? Dice, il ravvedimento, diceva, sì. era anche un po' tosto, Sì. diceva razza di vipere, insomma, sì. Giovanni era un po'... Gesù in maniera diversa diceva lo stesso, che bisognava pentirsi dei propri peccati, e lo diciamo anche noi, no? Sì. Però diciamo che anche oggi la risposta è questa. Eppure la soluzione ad ogni male, alla soluzione alla politica, la soluzione alle malattie, la soluzione alla povertà, la soluzione all'insoddisfazione, la soluzione a tutto può solo venire dal nostro ravvedimento, perché tramite il nostro ravvedimento, tramite il fatto che noi ci dichiariamo peccatori, possiamo accettare Gesù come nostro personale Salvatore, possiamo essere in contatto con il Padre, perché Lui ci ha aperto la strada, e possiamo così pregare per migliorare le cose. Cioè Gesù è il principe della pace. Amen. Nessun altro può dare la pace se non colui che ha creato questa terra. E purtroppo però questo accade, noi lo vediamo ogni giorno quando usciamo, quando anche nella nostra vita, noi umani, perché mettiamoci anche noi di mezzo, no? Non Sì, parliamo sì, no, solo no. quelli che non No, hanno no, accettato no. il Signore, Esatto. non abbiamo questa propensione. È come quando qualcuno, allarghiamo un po' il significato di questa parola, no? Quando qualcuno ci corregge e ci dice guarda che tu hai questo difetto, Sì. noi diciamo e cominciamo A scusarci, a scusarci. a Poi a un scusa. certo punto diciamo sì, è vero, hai ragione, però tra il dire sì, è vero, hai ragione, e il cercare di cambiare Brava. Lì c'è si di passa, mezzo Gesù. un bel passo. E così magari le persone capiscono anche che effettivamente Dio è Dio. Diciamo, non tutti conoscono purtroppo la vera missione di Gesù, però c'è questa difficoltà nostra a voler cambiare. Sì. Però noi vi diciamo che se fate questo sforzo, vedrete che il Signore entrerà nella vostra vita e le cose cambieranno. Cambieranno prima di tutto dentro di noi, perché noi non possiamo cambiare gli altri, ma possiamo cominciare a cambiare noi. Sì, Brian. io vorrei dire una cosa che dici sempre tu, ma oggi me ne sento di dirla proprio perché è molto importante. E voglio anche ricordare a tutti, a me compreso, che comunque i peccati non hanno, diciamo, una gravità, nel senso non c'è un ordine di gravità, non è che perché uno commette un omicidio allora è più, diciamo, indegno di uno che magari dice solo bugie. Questa è una cosa molto da riflettere in realtà su questa cosa, perché purtroppo è lì proprio che l'inganno si va proprio a sedimentare, perché uno dice, beh, ma io, sai, faccio una vita normale, vado a prendere il pane, torno a casa, sto con mia moglie, ho la mia famiglia, va tutto bene, perché dovrei avere Gesù? Cosa mi serve Gesù, no? Allora ricordiamo che nessun uomo è giusto, Nessuno. siamo tutti Nessuno. peccatori e privi della gloria di Dio, Sì. e quindi per avere un contatto con Dio abbiamo bisogno Di Gesù. del ravvedimento, Esatto, e basta. abbiamo bisogno di riconoscerci peccatori e di accettare Gesù come nostro personale Salvatore. Amen. Ecco, questo lo diciamo a chi non conosce il Signore, ma anche a noi lo dobbiamo dire in ogni Sì, momento. esatto. Per esempio, adesso vi dico un'altra cosa, che lui non sa niente, però adesso la dico pubblicamente. Io circa mezz'oretta fa ho fatto una brutta battuta a Brian. Ma come? Sì, ti devo chiedere scusa No. perché ti ho un po' punzecchiato, quindi mi ok. devo ravvedere, ma no, ecco, ma mi no. ravvedo pubblicamente, ti No, chiedo scusa stai scherzando, e sì. mi riconosco Ma dai, peccatrice. sì, Ecco, dai. questo è un lavoro che veramente le persone, come dicevi tu Brian, pensano che se non hanno ucciso, se non hanno fatto rubato, se non hanno fatto chissà che, sono a posto, no? E invece non è così, perché davanti alla santità di Quello. Dio, Esatto. ogni piccola cosa che non dà gloria a Dio, che non dà come posso spiegare? Sì, hai Aiutatemi. spiegato perfettamente che non dà gloria a Dio, che non è nella sua volontà. Cioè, Esatto, tutto ciò che non è nella è sua un volontà. peccato e Sì. quindi abbiamo bisogno del ravvedimento. Tiziana.
Sì, volevo portare un piccolo esempio che mi diceva sempre una persona che mi ha iniziato in questo percorso di fede, perché anch'io pensavo, io non ho ucciso, non ho rubato, sono a posto, va bene, qualche volta faccio qualche piccolo peccatuccio, però non ho ucciso, non ho rubato. E lui mi portava sempre questo esempio. Lui mi diceva, se tu hai un lampadario con degli anelli, si rompe l'anello più grande o si rompe l'anello più piccolo, comunque il lampadario cade. E quindi qualunque Wow. peccato noi facciamo, rompiamo il patto con Dio. Esatto, il contatto con Dio, Esatto. quindi abbiamo Mamma bisogno proprio di riconoscerci peccatori. Ecco, Amen. quindi cari ascoltatori, speriamo di avervi dato come ogni pomeriggio, ogni domenica pomeriggio, un'indicazione, una strada che poi è una porta, Sì, c'è una esatto, porta sola, esatto, Gesù, c'è una esatto. porta sola a tutti i vostri problemi, perché Amen. questa vi diciamo che è la porta Sì, giusta. sì. E niente, qualcuno vuole No. aggiungere qualcos'altro? Io no ragazze, l'unica cosa che volevo dire è che abbiamo un commento da Vira Udine che dice: ciao carissimi, bisogna pregare, sì, insomma una richiesta di preghiera. Benissimo, pubblica che già, quindi possiamo fare allora Sì. nel momento in cui Esatto, apriremo. esatto, la linea. apriremo. Comunque le cose, carissimi, veramente in base anche a questa lettura, purtroppo non sono cambiati. Veramente la parola di Dio è parola di Dio, perché dagli anni di Gesù le cose erano così. Oggi le cose sono così, Sì. e anche noi siamo così, Sì, dobbiamo sì, dirlo, sì, abbiamo sì, bisogno sì, del sì. ravvedimento, cioè poi il ravvedimento non è un ravvedimento di un giorno solo, ma è No, un è una continuo vita. ravvedimento. Sì. Questo è importante, perché io veramente volevo iniziare dicendo questa cosa, ma ho capovolto, no, quello che volevo dire. La cosa che ci preme sempre è che sì, siamo qua a parlare con voi, a esortarvi a prendere questo cammino, a andare verso il Signore, Mhm. ma queste parole colpiscono prima di tutto Sì, noi, sì. e sono prima di tutto per noi. Sì. Quindi grazie Signore anche oggi per questo insegnamento. E infatti, se posso dire una cosa, a me colpiscono sempre, voi due ragazze, voi già lo sapete che vi dico sempre che mi colpite tanto per la vostra durata nella fede, eccetera. Io, come vi ho già detto anche voi spettatori, sono molto nuovo nella fede, ma quando vedo una persona che è da tanto nella fede, che ha pulito tante cose di sé, no? Io mi chiedo con quale forza e con quale discernimento riesce ancora a trovare, no? Perché io a volte dico, ma mi manca sto peccato, poi quasi quasi, no? E invece non è così, è proprio una vita, no? È un cercare continuamente di piacere sempre più a Dio, è una cosa molto romantica, secondo me. Perché la verità è che nessuno è buono, No, nessuno no, è no, buono, no. abbiamo tutti, No. purtroppo la nostra natura è questa, Sì. la nostra natura egoista, la nostra natura veramente è lontana da Dio, siamo per propensione personale lontani da Dio, ma Sì. grazie al Signore che ha Amen. mandato Gesù per salvarci. Amen. 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 Cosa ne dite, Brian, Tiziana? Possiamo aprire la linea di preghiera? Beh, il numero ve l'abbiamo lasciato, Sì, magari lo rimetto, lo ripetiamo? bene. Sì, eccomi qua. Allora, il numero è 351 35 35 835. Potete anche scrivere come Vira Udine direttamente in chat se volete. In chat, sì, Esatto. sì. Allora noi aspettiamo le vostre richieste di preghiera che prenderemo, come abbiamo detto, anche con la cara Vira, sia in chat che per telefono privatamente. Ci sentiamo fra qualche minuto e vi lasciamo con un bel cantico.
כי מלך אדוני צבאות. הללויה, קדוש, קדוש, אל שדי, אתה קדוש, ראוי הוא עשה, ראוי הוא עשה, Bene, abbiamo ricevuto delle richieste di preghiera e Brian ha il desiderio di adempiere per primo a queste richieste. Amen. Signore, grazie Signore di poter venire davanti alla tua presenza, Signore. Come sempre, Signore, ti siamo molto grati di questo, Signore. Signore, innanzitutto ti chiediamo intanto perdono, Padre, per tutto quello che abbiamo fatto, Signore, che non è nella tua volontà, Signore. Ti chiediamo scusa, Signore, e chiediamo che il sangue di tuo Figlio Gesù possa anche oggi, Signore, pulirci e possa permetterci di parlare con te in modo chiaro, Signore, e che possiamo arrivare a te. Signore, veniamo davanti a te per chiederti delle cose, Signore, delle richieste che hanno chiesto i nostri fratelli, le nostre sorelle. Signore, per favore, ti chiediamo prima di tutto, Signore, una protezione, una forza, Signore, un coraggio, Signore, un'umiltà, tutte le virtù che hanno bisogno, Signore, soprattutto molto coraggio, Signore, e dedizione, Signore, e costanza ai missionari, Signore, ai missionari della tua parola, Signore. Soprattutto quelli nei posti più difficili, Signore. Non lo so, Signore, mi viene da pensare nel Medio Oriente, in questi posti qua, Signore, dove veramente, o posti comunque dove ci sono altre religioni, Signore, dove ci sono le religioni, Signore. Quindi, Signore, io vorrei chiederti veramente la forza in loro, lo Spirito Santo che possa scendere su di loro, Signore. Localizzali, Padre, localizzali, Signore, ed entra in loro, Signore, e usali come strumenti, Signore, perché loro vogliono essere solo usati, Signore. Sono persone che ormai hanno lasciato tutto alle spalle e vogliono veramente soltanto, Signore, dedicarsi alla tua parola. Aiutali a dedicarsi, Signore. Aiutali, dali forza, incoraggiali e incrementa tutte le loro qualità, Signore, affinché possano veramente portare più persone possibili, che magari sono veramente in profondità nelle religioni, quindi è molto difficile, ma Signore, tu puoi fare ogni cosa, Signore. Quindi ti chiediamo questo, Signore. Poi, Signore, ti chiediamo, grazie a una richiesta molto speciale, Signore, questo fratello, Signore, questa persona vuole che noi preghiamo per noi stessi, Signore. Quindi vogliamo che, Signore, tu aiuti e benedica questa radio, Signore. Ti prego, Signore, noi sappiamo che non siamo perfetti, Signore, noi sappiamo che a volte non lavoriamo come dovremmo, Signore. Noi sappiamo, Signore, che non siamo degni di fare questo lavoro, Signore, ma tu hai messo in noi, hai messo nella sorella Tiziana la missione, Signore, e hai aiutato me e Cristina a essere partecipi, Signore. Signore, ti chiediamo per favore, Signore, aiutaci ad andare avanti, dacci costanza, dacci rivelazioni, Signore, affinché questa radio possa anche essere conosciuta, Signore, perché tu sei qui, solo se tu sei qui può essere conosciuta, ma se tu non sei qui, siamo solo tre persone che parlano, Signore, e che non servono a niente nel mondo, ma tu, Signore, se ci usi veramente, allora, Signore, questa radio avrà un valore, Signore. Ti prego, Signore, io ti prego per queste cose, Signore, nel nome di Gesù Cristo, Signore. Amen. 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 Allora io, come da richiesta della sorella Vera, Signore, vengo davanti a te, Padre, per la famiglia, Signore, per la sua famiglia. La famiglia di Giovanni, anzi, lei ci scrive. Non so se parla della sua famiglia o di un'altra famiglia, ma tu lo sai, Signore.
voglio nominare, voglio presentarti facendoti proprio i loro nomi personali, le persone per cui lei ha chiesto preghiera. Lei ha chiesto preghiera per Valerio, Alina, Alessandro. Signore, tu sai i problemi di questa famiglia, tu sai i problemi di queste persone. Non so se sono problemi spirituali, materiali, economici, Signore, o di qualunque altra entità, Signore. Signore, ma noi sappiamo che tu li sai, tu li conosci. Io non li conosco, ma tu li conosci, Signore. E quindi te li presentiamo e ti chiediamo che la tua mano sia su di loro, Signore. Benedici queste vite, Signore. Benedicili prima di tutto nello spirito e poi in tutte le loro esigenze, Signore. Grazie per la sorella Vera che porta ogni giorno i loro nomi davanti a te, Signore. Continua a rafforzarla, Signore, e per questa famiglia, per questi membri di questa famiglia, ti chiedo prima di tutto, Signore, la salvezza spirituale e poi ogni cosa di cui hanno bisogno. Signore, grazie perché tu sei un Dio d'amore, che hai mandato il tuo figliolo Gesù a morire per noi, Signore. E quindi siamo sicuri che tu hai desideri buoni per un futuro, un avvenire migliore per queste persone, Signore. Grazie, Signore, per la tua mano su di loro. Grazie per la tua protezione su di loro. Grazie perché le tue misericordie non sono esaurite. Grazie, Padre, nel nome di Gesù abbiamo pregato. Amen. Amen. E allora cosa possiamo dire? Abbiamo un'altra richiesta? No, c'è un commento di Bustamante Annedi, di mamma, che dice: Amen, 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 il Signore vi ha usato, vi usa e continuerà a usarvi. Amen, Amen. amen. Pregate Amen. tanto per noi, Veramente. pregate tanto Sì. per noi, perché veramente noi siamo qua, ma come ha detto Brian, tutto questo lavoro, tutto questo che stiamo facendo, cercando umilmente di fare, perché potremmo fare di più, noi lo sappiamo, non ha senso se non c'è nessuno dall'altra parte che ascolta. Il nostro desiderio è veramente quello che il Signore possa raggiungere tramite la nostra umile persona qualcuno, e che questo qualcuno dia la vita al Signore, che si possa veramente salvare. E quindi grazie a tutti per averci ascoltato ancora questa sera, e come ogni domenica sera prima di chiudere vi facciamo questa piccola preghiera. Aiutateci mandando la puntata, spedendo la puntata a delle persone magari a cui avete già parlato del Signore, o comunque è una maniera per parlare del Signore. Amen, Ecco, sì. io ho delle persone a cui facevo fatica a parlare, sapevano della mia fede, e allora cosa ho fatto? Ho spedito il link e Grande. adesso non c'è molto da parlare, loro ascoltano, perché alla fine è la parola di Dio, quella che parla è la parola di Dio, quella che Raggiunge. converte. Amen, Quindi amen. veramente che Dio vi benedica, cari ascoltatori, Sì. che benedica anche noi. Sì. E cosa diciamo? Buona domenica e buona settimana. Ci vediamo la prossima volta. Shalom! Dai E rami domenica dell'ulivo. prossima saremo con voi anche se sono le festività. Giusto, giusto, Sì. E esatto. speriamo che ci sia una sorpresa. Amen, amen, amen.